La guerra in Ucraina. Mentre le forze armate russe inaspriscono l'assedio, oggi è anche il secondo round dei negoziati. L'ondata migratoria dei civili in fuga, come previsto, investe anche la Regione Veneto, che oggi ha predisposto un conto corrente di solidarietà dove far confluire offerte e donazioni ed è stato attivato un numero verde della Protezione Civile per supportare l'accoglienza. Nel Vicentino siamo andati a visitare la sede della Croce Bianca di Grisignano di Zocco, che si è organizzata per far confluire e coordinare gli aiuti anche con altri comuni iberici su richieste specifiche fatte pervenire attraverso il consolato onorario delle Tre Venezie di Padova. Ci chiedevano in particolare beni di prima necessità e materiale di primo soccorso per la disinfezione di ferite, per il contenimento di emorragie massive e per ustioni generate dalle esplosioni di ordigni. 75 i volontari attivi in questa realtà. L'amministrazione comunale, vista l'emergenza, ha voluto estendere gli spazi messi a disposizione in questa ex scuola. Qui abbiamo materiali per il confezionamento e qui abbiamo, diciamo, la suddivisione dei materiali. Nel pomeriggio ci organizzeremo anche con delle scaffalature, perché devo dire che la risposta dei vicentini è stata veramente importante, anche degli ucraini presenti in territorio vicentino è stata commovente. Generi di prima necessità, dagli alimenti in scatola, non in vetro per ovvie ragioni di trasporto, e poi i beni di igiene personale, quindi dalle salviette per la detergenza, perché altro non c'è, al dentifricio, al sapone liquido, a quanto serve per la cura e l'igiene personale, oltre che ai materiali per i bambini, quindi omogenizzati, pannolini. Nel frattempo fioccano le telefonate dai cittadini che chiedono informazioni. Solo ieri 119 chiamate che testimoniano quanto si stia mobilitando la solidarietà dei vicentini. Volevo un'informazione, a voi interessa anche roba da vestire usata insieme messa bene? Affermativo, da venerdì raccogliamo tutto l'abbigliamento per bambini, intesi dallo 0 ai 16 anni, e per le donne. Volessimo donare dei soldi, facciamo. C'è un IBAN apposito e, le ripeto, noi ci impegniamo a acquistare materiale d'urgenza e emergenza. Anche così. Alla raccolta è commovente il contributo dei bambini che con i genitori hanno voluto accompagnare i loro doni anche con un pensiero affettuoso. È scritto chiaramente in inglese, questi sono i giocattolini che ha dato un bambino. Dear Ukraine, you are not alone, stay strong, from an Italy family.